noi vediamo male. Su, no, non ti preoccupare. Buonasera a tutti e grazie per essere qui questa sera per la presentazione, anche se è un po' in ritardo, però siamo in un tempo in cui, anzi in un luogo in cui il tempo non conta tanto, perché visto quello che tutti questi cimeli, queste immagini che ci sono, ognuno di loro ha una storia da raccontare che possiamo dire che secondo me è senza tempo, cioè il tempo qui si è fermato. E oggi presenteremo la SD San Pierniceto, che è una nuova società che nasce quest'anno grazie al supporto di chi mi affianca, che è l'avvocato Antonio Cicciari, il vicepresidente, mio fratello Antonio Spadaro, che fa parte del direttivo, Marco Antonio Delia, altro dirigente, e il direttore sportivo Franco Filorimo. Ringrazio Nino Donia per l'ospitalità, non potevamo che essere qui oggi per questa presentazione, perché questa squadra vuole in qualche modo simbolicamente creare un filo conduttore con quello che è stato il passato, con quello che è stata la storia del calcio, soprattutto San Pietreso, oltre che il locale. A San Pierniceto manca da 20 anni una squadra di calcio e sono troppi, sono tanti. Quest'anno ci siamo prefissati questo obiettivo di riportare il San Pierniceto nel calcio giocato, di portarlo di nuovo al comunale di San Pierniceto in via Matteotti. Ora inizieremo noi la presentazione di tutti i ragazzi, un gruppo che il direttore sportivo Franco Filorimo ha plasmato e ha creato a nostra immagine e somiglianza, dico, perché sono un gruppo che è unito, che si diverte e che farà bene al nostro paese, sicuramente alla nostra comunità. Vuoi dire qualcosa? Sì, inizieremo con... Solo una cosa, dico, io ringrazio i presenti per essere intervenuti qui stasera. Come ha detto il Presidente, dopo 20 anni abbiamo portato di nuovo il calcio a San Pierniceto. Io ero l'ultimo Presidente quando Fabio giocava e infatti oggi guardavo gli articoli della Gazzetta del Sud, San Pierniceto, Sant'Agata 4-0 e Fabio Spadaro giocava con il numero 9. E Antonio Esgro, che ora gioca nella Gea Virtus, ha fatto 4 gol. Ma niente, non mi dilungo, dico, io voglio solamente ringraziare tutti gli sponsor, tutte le attività di San Pierniceto che hanno contribuito fattivamente affinché si potesse realizzare questo progetto. E niente, noi in un certo senso abbiamo continuato il solco che è stato inizialmente iniziato dal maresciallo Peppino Scibilla, mio padrino, da mio suocero l'avvocato Lino Ruggeri, da Sant'Odelia, da Maria Italiano, e ora ci siamo noi, c'è Fabio, ci sono io, c'è Franco, c'è il mister, c'è Antonio Spadaro, c'è Marco Antonio Delia e tutti gli altri che sono vicini. E con l'aiuto di tutti penso che riusciremo a fare grandi cose per questa stagione calcistica. Grazie a tutti e buona continuazione. C'era anche la vecchia dirigenza, sì, con tuo padre. No, mio padre è stato successivamente con il Scibiglia, Pietro Pulicetto, Sant'Odelia. Però prima ancora c'era Tano Petroni, che è stato lui il creatore il fondatore e parliamo anche, c'era il mister Pietronuccio, il mister per eccellenza. Volevo ricordare certo, che c'erano stati predecessori che poi hanno lasciato il testimone alla dirigenza. San Pierniceto è nato nel 50 e io mi ricordo tutti i giocatori. Allora li rievochiamo. Io brevemente, intanto a nome dell'amministrazione comunale vi voglio ringraziare per questa lodevole iniziativa che porta dopo tanti anni di nuovo il calcio che conta a San Pierniceto.
è un modo straordinario per migliorare, per accrescere dal punto di vista culturale e sportivo il nostro paese. Vorrei anche ricollegarmi a quello che ha detto l'ingegnere Spadaro quando ha parlato di Tano Petroni, perché vi volevo comunicare ufficialmente che c'è una richiesta da parte del consigliere comunale per intitolare proprio il campo sportivo a Tano Petroni, proprio perché sulla scorta della storia, del fatto che lui per tanti anni si è interessato alla nascita del San Pier, tu ti ricordi? Quindi c'è una proposta proprio di un consigliere comunale che mi è giunta circa 10 giorni fa e che io poi avrei portato in consiglio comunale per condividerla con tutti, proprio per intitolare il campo di via Matteotti a Tano Petroni. Vorrei anche ricordare come San Piernicetto è stata fucina di sport, perché oltre alla emerita squadra del San Piernicetto, che era la squadra prevalente, quella principale, che ha avuto, diciamo, i risultati maggiori, c'è stata anche la San Pietrese di mio padre, che per tanti anni il San Piermarina, dove giocava Mimmo Costa, Sandro Mai, quindi sicuramente abbiamo una bellissima tradizione. Quindi io vi voglio fare il mio più grosso in bocca al lupo, voglio ringraziare voi come giovani che state, vi prodigate in quella che dovrà essere, ovviamente dobbiamo avere degli obiettivi, la vittoria del campionato. Giusto, il mister me lo ha garantito, ha detto si deve vincere per forza il campionato, ma anche un plauso e un encomio alla dirigenza, quindi al presidente, all'ingegnere Spadaro, all'avvocato Cicciari, al direttore sportivo Franco Filorimo e a Marco Antonio Deli e ad Antonio Spadaro, perché, ripeto, provenendo da una famiglia dove mio padre per tanti anni ha fatto sport, capisco e condivido con voi i sacrifici enormi che dovete fare quotidianamente e settimanalmente per poter garantire questo giocattolo. Quindi da parte mia quello che vi posso garantire come amministrazione comunale è che avrete il massimo appoggio e tutto il sostegno necessario, doveroso e giusto per promuovere sempre di più e per far sì che questa fantastica realtà possa anche veramente vincere il campionato e quindi ambire anche a dei traguardi prestigiosi. Vi ringrazio per l'invito e rinnovo che ci sarà il mio totale ed incondizionato sostegno a questa iniziativa. Bravo. Vogliamo donare della nostra maglia ufficiale a Nino Zonia, che possa essere parte integrante di questo museo, che possa essere la prima maglia di una lunga serie. Bravo, 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 bravo. Il nostro è un progetto lungimirante, non siamo qui per fare la squadra con fini particolari, abbiamo lo sport e il calcio nel cuore, nel sangue, diciamo. Lo sangue ci sei, non e vogliamo, non potendo più giocare a calcio perché ormai per sopraggiunti motivi di peso e di età, abbiamo deciso di donare al calcio dall'altra parte, diciamo, di donare un po' di tutto quello che il calcio a noi, soprattutto a me, ad Antonio prima raccontava di quando io giocavo fino a 20 anni fa. Il calcio ci ha sempre dato, ci ha dato incondizionatamente tantissimo e adesso stiamo cercando di donare, di dare indietro, di ricambiare qualcosa. Almeno i giovani che ci sono, che ascoltano, di avere... Abbiamo l'intenzione, a proposito dei giovani, da qui in avanti di creare una scuola calcio per i più piccolini del nostro paese e anche del comprensorio. Questa è la maglia donata a Nino Zonia. Bravo, 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 bravo. I semeni a raccogli. I ragazzi. Ora il nostro direttore sportivo presenterà una dei ragazzi che fanno parte della SD San Sì, il capitano. Quando passate della scrivania, no? una persona. È compito Sì, ho capito. Allora, innanzitutto buonasera a tutti.
Ho poca voce, scusate. Buonasera a tutti. Sono Franco Filone, ma naturalmente qualcuno mi conosce, San Feliceto, anche se sono sanpiedrese, qualcuno sì, qualcuno no, ma comunque sono sanpiedrese. Molto muto, diciamo. E se mi ci sono Renzi Front. Non incominciamo a confondere le lingue, sono Renzi Front. E allora, vorrei iniziare innanzitutto nel dire che ho iniziato questa avventura grazie agli amici che ci siamo autocoinvolti tutti insieme. E la mia prima scelta è stata Davide Orlando come allenatore per questa squadra che lo reputo una persona speciale. Bravo mister. Scusate ma sono un po' emozionato. Poi primo calciatore, non perché è mio figlio, Walter Fabio Filone. Tu sei visto che non lo Ferraro. Walter, facciamo la foto, fai là e ti faccio la foto. Altri facciamo la foto pure. Ah, no, sì. Quindi avete 7 pari. Continuiamo con Antonio Saia. È stato il primo a dirmi se c'è un progetto a San Feliceto sarò presente. Poi c'è il piccolo gnomo. Bravo! L'erma di lì, qualche modo. Il film. L'hai fatta? Come si chiama? No, Andrea Zana. Senza voce. Andrea, hai fatto funzionare anche la macchina fotografica. Che bello. Vabbè, no, vai. No, vai, era il problema. ok? Vabbè, se la passa Giuseppe. No, la fa lui. C'è una picchietta fretta. Infatti l'ho detto a voce bassa. Bravo Fede. Numero 1. Poi c'è Manuel Bonanno. Giocava con sopra. Dopo c'è Victor Socorro. Poi Dario Passato, Dario Impalato. Senza pressione. Dopo Ivan De Salvo. Manca Diego De Salvo per problemi personali, spera di arrivare. Comunque fa parte di questa squadra anche Diego De Salvo.
Continuiamo con Daniele Scheris. Più forte perché è arrivato? Grande Dani. Dani. Marco Formica. Poi il bomber c'era solo Claudio. A Zampagna, E uno dei calciatori più folli che abbiamo in squadra, Lorenzo Nicero. Bravo Lorenzo. Non poteva mancare Alessio Buda. Poi abbiamo Pietroviglia Castiglio. Abate Nicola. Formica Salvatore. Speriamo di averla più presto per noi al campo. Claudio Donato. Pierdario Passato. Umberto Valeriani. Roberto Le Donne. Anche se è un certo traditore, non c'è questa squadra. È tornata sui passi. La foto. Poi c'è Fabio Conti. Domenico Catania. Con Giovanni Caro. No, Roberti stamattina. Il nostro allenatore, come avevo detto prima, che è la persona che ha creduto in me. Io tassello dopo tassello ho
avevo delle basi per creare la squadra e poi ho aggiunto i vari tasselli per arrivare a questo gruppo formidabile. Sei stato grande, Franco! Poi abbiamo con noi il signor Bellimpia Pasquale che si interessa per preparare i portieri. Manca il vice che purtroppo è assente per una partita di calcio perché ha 60 anni e ancora voglia di giocare. Il mister vuole dire qualcosa, le promesse, la promessa che fa dico all'impegno a tutta Santiago. Vediamo gli obiettivi che si prendono. È un po' più facile perché già siamo alla settima giornata. Sì, siamo viene anche più facile. La promessa principale è quello di fare il massimo chiaramente per ottenere il miglior obiettivo possibile. Non ci nascondiamo che puntiamo in alto, quello sicuramente sì, ma non è facile, perché comunque nel calcio vincere un campionato, un insieme di cose ci sono. Quindi noi ci mettiamo il massimo impegno. Onestamente avere 20, 22, 25 ragazzi sempre presenti ogni allenamento in terza categoria, onestamente è bello, permette di lavorare bene e quindi speriamo di riuscire nell'obiettivo migliore che ci siamo prefissati. Bravo! Allora, buonasera, grazie a tutti intanto per essere qua. L'unica cosa che posso dire è ringraziare la società che ci sta mettendo tutto ciò che può mettere per farci lavorare al meglio. Ha dato la possibilità di avere un gruppo di ragazzi giovani che hanno tantissima voglia di lavorare e di imparare. Il capitano, come dicono i ragazzi, io ne posso beccare almeno altri 5 che vorrebbero farlo tranquillamente per come lo faccio io, quindi questa è solo una figura che nel campo serve, ma poi qua dentro gli spogliatoi ce ne sono almeno altrettanti quanto che lo possono fare come me. Volevo ringraziare il mister che lavora con pazienza e che ci aiuta, e l'unica cosa che posso dire è che faremo di tutto per vincere questo campionato, come merita questo paese e la storia di questa squadra. Bravo! Giuseppe, a proposito di Pitroni, Tano Pitroni, erano suo padre Tano e Don Paolo Pitroni, che erano presidenti, e lui era impiegato all'esattoria del Pellegrini. E formarono, la prima squadra l'hanno formato loro nel 50, quando c'era Tano e Paolo che giocavano, c'era Micio De Rizzi, Micio Le Donne, Pietro Romà, Ciccio Magliardini e Armando di Santa Lucia, che travagliava molto pitto. Figurati. Questa è la prima generazione del Serpenticello da allora. Poi la seconda generazione era Filippo Sgarro, Paolo Rizzo, Francesco Schepes, Don Francesco. Poi c'era Tano Petroni che giocava, Pinuccio Quartaroni, Vincenzo Meo e Saru de Spadafora, Saru Vicinaru, buttava i pisci a Serpenticello, giocava a Serpenticello. La terza erano Pietro D'Arezzo, io, Pippo Catanesi, Rocco Catanesi, Tocino Ruggeri e Petruccio. Questi erano a gradazione, Che giocavano? A San Francisco, che allora il campo non ce n'era.
Vabbè, ma io poi Carlo ancora che giocavamo a Fetti a San Francesco. Poi in un campo, la pizzeria Scibili e da giocavo. Poi si è formato un campo a San Pinnicello. Guarda caso, quando si fu la prima partita del campionato, a San Pinnicello, che se andavo con il campo, giocavamo Torre Rotta a San Pinnicello, io giocavo con Torre Rotta. Ora anche io tu fai tu scherzo domani, tu fai vincere la Chiesa. No, come sai io? No, te lo ricordo. Come lui è un vincitore di calcio, questo avvertimento deve essere preso, un avvertimento in sé. Non chiedo che la pigliare alla leggera, non vuoi Mario? No, la leggera non prendiamo niente. Io vinci 4 campionati. Noi speriamo di fare altrettanto. 4 ne vinci. E quando avevi a giocare a domenica e 10 di venerdì andavo lì. Bravo! Ora alle 10 qui escono a darsene fuori. Diego. Allora, è arrivato Diego De Salvo, la stella di questa squadra. Vogliamo bene, gira così. Dopo non vinceva il campionato nel 66. Scusate, figlioli. Sì, però Non vincevo il campionato. La partita era all'11 assieme. Io partito ai 5 ragazzi. Di mattina? Di mattina, ai 5 di mattina, partito a piedi, un gioco un cavetto. E ci dormiva, era la porta del Giammoro con il Lo raccontava sempre, poi il professore deve dire cose, lo raccontava sempre. Canicaretto mi chiamava. Antonio, una domanda la posso fare io. Sì, Se qualcuno vuole contribuire con la società, cosa la può fare? Come può fare? Se qualcuno, vedendo questo entusiasmo, pagina Facebook, ci sono i vari pacchetti. Voi visitate la pagina Facebook e c'è il pacchetto panchinaro, il pacchetto titolare, il pacchetto fuori classe, l'altro pacchetto qual è? Il panchinaro, il titolare, fuori classe Il sostenito. e il pacchetto sostenitore. quindi se qualcuno vuole sostenere San Pierniceto, Ci sono varie ben accetto. varie possibilità. è Sono ben varie accetto. Con molto piacere, Sì, con sì. molto piacere. Contattare Fabio, Teo, Antonio, come? No, sì, basta contattare, li può contattare. li può Addirittura contattare. ieri sono stato contattato da un certo Antonino Curicetto, che adesso sta a Rimini. Sì, Nino quindi Curicetto. sabato il Curicetto. Se manca qui, manca da oltre 100 anni. no, lui mi diceva che è andato via nel 78. Sì, era 6, Manca da 45 anni. Viene ogni anno viene. Mi ha telefonato perché avrebbe piacere contribuire e sostenerci. Oltre lui devo dire che c'è stato un entusiasmo contagioso da parte di tutti sia cittadini che attività commerciali, e questo ovviamente ci fa andare avanti e ci permette di fissare un obiettivo che è quello di riportare il San Pierniceto in una categoria più consono alla nostra storia. Adesso Prova a trano, Quando parla il presidente è un macigno per l'allenatore. Mi pare che il presidente ha fissato gli obiettivi. E poi io sono come Zammarini. Noi abbiamo creato questa squadra con l'intento di portarla a buoni livelli e partecipare a campionati
importante, normalmente regionale. Se ce la facciamo ci proveremo tutti insieme, anche con i sapientesi che saranno Domani alle 2:30 tutti al campo! Vediamo il campo pieno. Domani tutti al campo! Buona festa, giocate a prendere. Buda, fai un coro, Buda, fai un coro. Dai, dai. Buonasera a tutti! Buonasera a tutti! Forza San Pierniceto sempre, dai! Adesso volevo andare ora, perché aspettate? No. Il mio pensiero purtroppo abbiamo iniziato una preparazione in situazione anomale, giustamente per una questione di burocrazia, per quello che dicono le leggi italiane. I ragazzi si sono impegnati, ci siamo allenati per circa un mese nel campo di calcio a 7, giù e poi siamo andati a Monforte e con tutto ciò la sera al campo meno di 15-16 persone non c'erano mai, e secondo me ci ha forgiati proprio per bene, perché i risultati poi li abbiamo visti in campo come li avete visti tutti quanti, e sono convinto che chiuderemo questa stagione, non voglio essere presuntuoso, però si può arrivare tranquillamente al primo posto. Forza sempre! Con l'impegno Passiamo alle cose formali. Voglio staccare Antonio! Antonio, domani tutto al campo, Forza Samperi! Forza Samperi! Antonio, Adesso! chi pesca va indietro? Che facesse per essere non ci mangiare. Il mister ha detto che li dobbiamo prendere alti, vuole più responsabilità sulle seconde. Dov'è Carol? Non c'è. Carol, non vai a vedere come sono fatti i pesticidi.